ritrovati telespettatori di 7 Gold, canale 15 del digitale terrestre. Rieccoci di nuovo insieme anche per quest'anno per raccontare il calcio dilettantistico siciliano, dal campionato di Serie D sino al campionato di prima categoria. Appuntamento settimanale ogni mercoledì tra le 13 e le 14. Puntata inaugurale di questa 12ª stagione e con noi il nostro solito ospite iniziale che ogni anno apre i battenti della nostra trasmissione, ovvero il direttore sportivo Salvo Castorina, che ritrovo con tanto piacere. Ciao Salvo, stiamo mantenendo fede a questa tradizione, prima puntata subito ospite a penalty. Sì, è una tradizione che speriamo vada avanti per tanti anni. Certamente. Quest'anno un po' al palo, ancora in attesa di qualche interessante proposta? Sì, quest'anno c'è stata qualcosina all'inizio, poi non si è concretizzata per vicissitudini varie. Ora vediamo se qualcosa si può sviluppare in questa fase della stagione, dove ci saranno le squadre che dovranno fare qualche accorgimento, qualche cambio. Speriamo di trovare un'opportunità discretamente importante. Tra l'altro questa fase vede di scena il campionato di Serie D da protagonista con il Catania e poi soprattutto i due intensi gironi del campionato di eccellenza, che anche quest'anno sembrerebbero molto attraenti, molto interessanti, ingarbugliati anche. Sì, per quanto riguarda la Sicilia, sì. La D è avvincente col fatto che c'è il Catania, quindi, ma non solo il Catania, la Mezzi, il Trapani, sono realtà importanti. E l'eccellenza alla girone A e girone B hanno avuto più appeal, perché ci sono 5-6 squadre per girone che hanno messo su organici importanti e quindi se la giocheranno fino alla fine per la vittoria Sarà del una campionato. stagione molto intensa, credo. Sì, assolutamente. Immagino che sia bella da vedere sia in testa che in coda, sia per la D che per l'eccellenza. Guardiamo subito il tabellino del campionato di Serie D, quinta giornata di andata, guardiamo anche i risultati, eccola qua la schermata. Catania batte Castrovillari 4-0, FC Trapani 1905 Cittanova 1-1, Licata Locri 1-1. Santa Maria Cilento batte Caricattì 2-1, Ragusa Calcio batte Città di Sant'Agata 1-0, la Mezza Terme batte Real Aversa 2-0, pareggio tra San Luca e Paternò 1-1, vittoria fuori casa del Città di Aciriale 1-0 contro la San Cataldese ed infine Vibonese batte Mariglianese 1-0. Guardiamo la classifica, in testa troviamo un'accoppiata Catania ed FC Lamezia Terme, in testa con 15 punti, con 10 punti Real Aversa e Vibonese, 9 punti per il Ragusa, 8 per il Locri, 7 punti Città di Aciriale, 6 punti per Città di Sant'Agata e Canicattì, 5 per l'FC Trapani 1905, 4 per Paternò e Cittanova insieme a Santa Maria Cilento e Castrovillari, 3 punti per il San Luca, Mariglianese, San Cataldese. Chiude la classifica il Licata con 2 punti. Si ritorna in campo chiaramente domenica prossima, guardiamo il tabellino degli incontri. Canicattì FC Trapani 1905, Castrovillari San Cataldese, Città di Aciriale Real Aversa 1925, Città di Sant'Agata San Luca, Cittanova Ragusa Calcio, FC Lamezia Terme Santa Maria Cilento, Locri 1909 Vibonese Calcio, Paternò Calcio Licata Calcio ed infine Mariglianese Catania. Ricordiamo che tra l'altro proprio oggi si giocherà il recupero tra Locri ed FC Trapani 1905. Un Trapani che certamente in questo momento è al palo, perché questo girone I del campionato di Serie D è in questo momento soprattutto guidato alla grande dalla Catania. Un Catania che tu hai visto tra l'altro proprio contro il Castrovillari. Che impressione hai avuto, Salvo? Ma il Catania, che ne dicono tutti, parlano del non gioco. Secondo me ha tanta di quella qualità e quindi gli si può anche concedere di giocare meno bene delle altre, però quando poi la palla arriva lì davanti sanno quello che devono fare. I risultati, una panchina lunghissima. Infatti, poi tu hai l'imbarazzo della scelta, i valori sono gli stessi, chi entra e chi esce ha la stessa qualità, quindi i risultati dicono che sta facendo benissimo e secondo me continuerà su questo leitmotiv, non ci sono dubbi. La partita ha avuto un'evoluzione nei primi 10 minuti del secondo tempo, dopo un primo tempo dove il Catania ha attaccato, poi nel secondo tempo con qualche cambio l'allenatore ha
ha sistemato qualcosina e hanno fatto 4 gol facili, quindi secondo me Anche se nel primo tempo il Castrovillari, insomma, era andato molto bene, aveva chiuso tutti i varchi. sì, devo dire che è stata, io le partite del Catania poi se non le vedo dal vivo poi le rivedo a casa con calma perché a me piace rivedere tutte le partite di tutti i gironi della Serie D, Certo. tutte quelle che posso vedere. Devo dire che il Castrovillari a dispetto di altre squadre ha giocato a viso aperto il primo tempo, Sì, ha sì, provato è vero. ha provato a fare male, poi naturalmente quando nel Catania esce Sarò, entra Jefferson, esce De Luca, entra Sarno, I cambi fanno la i cambi differenza. fanno la differenza. Loro hanno una panchina molto più giovane, molto più corta e Certo. quindi la qualità non si discute. Il Catania poi alla fine, come nelle altre partite, è riuscito a spuntarla. Guardiamoci le interviste post partita, vittoria del Catania 4-0 contro il Castrovillari. Credo che siamo ancora al 70%, dopo Marigliano e la partita che facciamo in casa, sicuramente dopo quella settimana aumenteremo un po' lo step fisico e mentale, perché non è facile giocare ogni 3 giorni partite. Faccio i complimenti alla squadra, al gruppo, faccio i complimenti al pubblico, perché non è facile preparare partite ogni 3 giorni e diciamo che sono stati bravi i ragazzi e soprattutto anche i ragazzi, quelli che non hanno giocato, capiscono di quanto è importante questo campionato. Ma diciamo che il Castrovilli già lo conoscevamo, anche se veniva da una sconfitta della domenica prima, però non sono rimasti in 10. Abbiamo visto che è una buona squadra, è una squadra che è ben messa in campo, c'ha dei giocatori ottimi nelle ripartenze. Ma niente, penso che il Catania quando gioca da Catania, anche il primo tempo, il secondo tempo, a lungo andare con i calciatori che abbiamo, con la qualità che abbiamo, con il fraseggio che abbiamo. Diciamo che la soluzione la troviamo, bisogna essere sempre solidi nella fase difensiva, bisogna rischiare il meno possibile, che poi prima o poi il gol lo facciamo sicuramente. Infatti il primo tempo ho fatto una grossa prova del portiere su una disattenzione difensiva, però non è facile ogni 3 giorni a fare delle partite, pure a livello fisico, a livello mentale, per questo. Però sono contento della squadra, del gruppo, del pubblico eccezionale che abbiamo. Niente, oggi stacchiamo un po' la spina e poi da martedì pensiamo alla prossima partita che abbiamo difficile a Marigliano. Abbiamo grande entusiasmo, sappiamo l'importanza di questa maglia e di quello che potrebbe succedere. Quindi siamo responsabili, siamo tanti ragazzi che già sono stati qua, tanti sono di Catania, quindi abbiamo grande responsabilità, sappiamo l'importanza, questo è fondamentale. Quest'anno c'è un entusiasmo incredibile, ma sappiamo che questa gente quando deve dimostrare forse è il numero 1 in assoluto e questo noi ce lo teniamo stretto e cerchiamo di portarci più gente possibile dalla nostra. Sappiamo tutti che purtroppo sono andato via che non per scelte mie. Sono tornato a Catania, per me Catania c'è Serie D, eccellenza, promozione, è una piazza che avevo bisogno proprio di una piazza del genere per sentirmi vivo, per sentirmi giocatore, perché solo queste piazze possono darti quella cosa in più che negli ultimi anni mi stava un po' appiattendo, quindi avevo troppa voglia di ritornare, di essere protagonista in questo progetto importante.
Vibonese che ritorna alla vittoria dopo il passo falso in casa del Calcio Catania, vince in casa 1-0 contro la Mariglianese. Stiamo anche tra l'altro vedendo il gol della vittoria. Vibonese che comunque non è fuori dai giochi, Salvo. No, non è fuori dai giochi, anche se comunque è partita in ritardissimo rispetto a tutte le altre, perché la proprietà non aveva ancora sciolto le riserve su quello che avrebbe fatto in questa stagione. Io credo che comunque già 5 punti su 5 giornate già siano abbastanza. Non sarà fuori dai giochi, però non credo che... Recuperare è sempre più difficile. Recuperare è sempre più difficile, perché quelle davanti dovrebbero perdere punti e loro non dovrebbero fare passi falsi. Poi dico, il campionato è lungo, può succedere di tutto, ma io attualmente vedo le prime due come le squadre che si contenderanno la vittoria, e poi il Trapani ha queste 2 partite da recuperare. Se riesce a fare, speriamo per loro, un bottino pieno, si attesta subito dopo le battistrada e potrebbe inserirsi. Io vedo queste 3 come le squadre che fino alla fine proveranno a vincere. Un Trapani che proprio domenica pareggia in casa 1-1 contro il Cittanova. Guardiamo l'intervista anche post partita di mister Alfio Torrisi. Bisogna fare un plauso a questa squadra, soprattutto per il secondo tempo, per quello che ha dimostrato, per quello che ha fatto. Per il resto penso che, nonostante il primo tempo non siamo stati fluidi e belli, abbiamo creato 2 occasioni importanti, ho preso la traversa e non siamo stati bravi a sbloccarla. Il secondo tempo devastanti, abbiamo giocato 55 minuti nella metà campo avversaria, non solo come dominio, ma soprattutto creando tantissime palle gol, penso nitide, limpide, e alla fine stiamo prendendo una beffa su una punizione laterale inventata e su un gol per giunta che abbiamo anche il fallo, penso su Elia. Io non voglio parlare degli arbitraggi, però bisogna farsi tutti un bagno di umiltà e cercare di fare bene il nostro lavoro tutti, perché sennò si manda in aria il lavoro giornaliero di tanta gente, perché questa è una situazione che bisogna, secondo me, rivedere per bene. Però dobbiamo prenderci questo secondo tempo, dobbiamo prenderci soprattutto la voglia di non mollare, perché è una squadra sotto l'aspetto mentale e psicologico che crea e produce sia a livello tattico e mentale, come per quanto ha prodotto il Trapani il secondo tempo. Era facile prendere gol e fare finire la partita, invece i ragazzi hanno avuto la capacità cognitiva di buttarsi nell'area di rigore, e anche se mancava un minuto di cercare il pareggio già sul calcio di rigore, che comunque veniva da un tiro nostro che stava andando sicuramente verso la porta. Quindi ripartiamo da questo secondo tempo, che è uno dei 45 minuti più belli da quando abbiamo iniziato, se non il più bello. Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antone. Servizi di compra-vendita ed affini, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria, ed inoltre assistenza partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 784 Catania. Info 095 6174 981 oppure 095 6174 978. Visita il sito con le nostre proposte giada-immobiliare@virgilio.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere. Finisce 1-1 l'incontro tra Licata e Locri, un Licata che continua ad essere fanalino di coda di questo girone I del campionato di Serie D. Complimenti a Locri, a dimostrazione che ha comunque costruito da neopromosso una squadra molto interessante. Il Licata effettivamente sta un po' zoppicando. Sono state fatte delle scelte, io per quello che leggo, sono state fatte delle scelte sul budget,
l'allenatore sta facendo un gran lavoro con il materiale che ha a disposizione, quindi secondo me se dovessero prendere qualcosina per sistemare la rosa, il Licata si salva facile. Sicuramente in questa fase sta avendo qualche difficoltà, poi inizio le ansie da prestazione, però io spero per gli amici di Licata che non ci siano queste problematiche, anche perché la piazza di Licata è una piazza storica importante. Manca quella punta dello scorso anno, Samachè. Manca Samachè, manca Candiano, manca Caccetta, qualcosa manca Aprile. Diciamo che hanno ringiovanito di parecchio l'organico, sicuramente Ci vuole tempo. Esatto, anche per loro ci vuole tempo, alla fine anche se hanno 2 punti la salvezza non è lontanissima perché le altre davanti non corrono, quindi basta una vittoria e ti rimetti in sesto, dai autostima al gruppo e quindi puoi invertire la rotta. È andata male al Canicattì, che proprio mercoledì nel turno infrasettimanale aveva ottenuto una vittoria importantissima. Perde in casa del Santa Maria Cilento, ma credo che comunque il Canicattì ha un'idea ben precisa del suo campionato, nessuna pretesa. Ma diciamo che loro hanno confermato l'organico della scorsa stagione, pensando di riuscire ad ottenere una salvezza tranquilla, dando fiducia al grosso del gruppo che ha vinto da protagonisti l'eccellenza l'anno scorso. 6 punti in 5 gare non sono un bottino malvagio, certo. Oltretutto la loro idea del campionato è quella di una salvezza tranquilla, quindi se continueranno su questa falsariga secondo me non dovrebbero avere problemi. Ci sono squadre che immagino abbiano seri problemi rispetto a loro in questa fase del campionato, poi attenzione, più avanti vedremo cosa succederà, no? Perché poi a dicembre le cose cambiano, no? Gli equilibri cambiano. A dicembre per quanto riguarda i calciatori, ma da qui a qualche settimana per quanto riguarda allenatori, direttori, eccetera, eccetera. C'è stato già un cambio in Serie D, ma tra poco ne parliamo, perché prima ci guardiamo gli highlights proprio della vittoria del Santa Maria Cilento 2-1 contro il Canicattì. Si comincia, primo pallone del match che viene toccato dalla formazione ospite. Punizione subito battuta. Ancora con Iezzi dentro il cross, pallone che viene poi calciato. Ferrigno la rimette al centro, Ferrigno arriva a Koulibaly, schiaccia il pallone, blocca Scuffia. Ventura, la conclusione che diventa un cross buono per Johnson, miracolo di Scuffia, poi De Mattia. E addirittura poi c'è un fallo in attacco. Parte adesso Privitera, il secondo palo, Diop non ci arriva il numero 5 Raimondi, e allora il Canicattì passa avanti. Ielo va vuoto pettinato per Tandara manda vuoto Scuffia, Tandara e poi il palo incredibile, pallone dentro, colpo di testa di Ferrante e arriva il pareggio della Santa Maria. Ferrante la mette per Tandara e arriva il 2-1 dello squalo Tandara. In 15 minuti il Santa Maria la capovolge. Sbaglia qui Sidibe, attenzione allora, Koulibaly lanciatissimo solo verso la porta, Koulibaly per Bonanno, che occasione! E arriva anche la prima vittoria della Polisportiva Santa Maria, successo strameritato dei giallorossi che vincono in rimonta contro il Canicattì. Nella ripresa la decidono Ferrante e Tandara. Terza vittoria per quanto riguarda il Ragusa, che così raggiunge con 9 punti una posizione diciamo stabile in classifica in questo girone del campionato di Serie D. Un Ragusa
che credo che debba ancora esplodere, credo che abbia ancora insomma delle cartucce da giocarsi in questa prima parte del campionato. Non so se sei d'accordo, Salvo. Hanno dato continuità alla vittoria di Paternò e questo è importante per il loro processo di crescita. Io credo che su questa linea non dovrebbe avere grosse difficoltà. Una rosa forse un po' troppo limitata? No, hanno anche degli infortuni in rosa, perché si è infortunato il difensore centrale, Strumbo, quindi secondo me staranno a guardare da qui a dicembre come saranno in classifica e poi se dovranno fare degli accorgimenti li faranno. È anche vero che 9 punti non è che sono pochi, sono quinti in classifica, 3 vittorie e 2 sconfitte, una neopromossa, diciamo che stanno bene. Domenica giocheranno a Cittanova, un altro scontro diretto, dovessero fare punti lì si tirerebbero intanto fuori alla grande dalla zona bassa e possono anche avere qualche piccolo passo falso, ma indolore durante le settimane successive. Certo, e tra l'altro continua a segnare anche Randis, sentiamo la sua voce post partita. I risultati, diciamo, i sacrifici fatti in estate durante la preparazione stanno prendendo i loro frutti. Abbiamo 9 punti dopo 5 partite, se non mi sbaglio, e siamo contenti. Naturalmente sappiamo che dobbiamo mantenere i piedi a terra, che è un campionato tosto, duro, difficile, quindi siamo tutti contenti, in primis io che oggi ho segnato, ma consapevoli di mantenere i piedi per terra. Ma il gol, diciamo, è voluto, un gol cercato in ogni attimo della partita, aspettavamo solo il momento giusto. È arrivato questo cross dalla destra, il difensore non la prende e di testa l'avevo messa lì. La dedica sicuramente va alla mia famiglia, a tutti quelli che mi sostengono, ai tifosi, alla società che non ci fa mancare nulla, e faccio veramente complimenti a questa società che è eccezionale. Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antone. Servizi di compravendita ed affini, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria ed inoltre assistenza partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 784 Catania. Info 095 6174 981 oppure 095 6174 978. Visita il sito con le nostre proposte giada-immobiliare@virgilio.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere. Parliamo di questo Lamezia Terme, la vera antagonista del calcio Catania, un Lamezia Terme che con Novelli vola. 15 punti sono tanti, Li ho visti giocare contro la Ciliare e mi hanno impressionato. L'allenatore non si discute perché fa sempre giocare bene le sue squadre. Ricordiamo a Messina che ha vinto il campionato. Poi hanno la prerogativa di non mollare mai. Hanno vinto contro la San Cataldese al 90esimo. Ieri contro la Versa hanno fatto gol il primo tempo e poi hanno fatto gol gli ultimi 5 minuti. Ed è un campo difficilissimo quello di Aversa. Assolutamente, diciamo che sono secondo me la reale antagonista del Catania. Avranno sicuramente meno qualità del Catania, ma hanno una struttura di gioco ed un allenatore che conosce la D come le sue tasche. Sarà secondo me una gran bella lotta. Guardiamoci l'intervista post partita proprio di mister Novelli, allenatore del Lamezia Terme. Penso che abbiamo meritato come qualità di gioco, anche noi come intensità, nell'accorciare sulla seconda palla. Penso che ne abbiamo, tranne la parte iniziale, poi non abbiamo concesso assolutamente niente.
penso che il risultato sia giusto e sapevamo il valore dell'avversario. Questa è una squadra che metterà in difficoltà tutti, ne sono convinto di questo. Ma noi sapevamo come l'avversario sapeva come giocavamo noi. Ci hanno messo un giocatore uomo, Gassamà, su Maltese per non farlo giocare. E noi sapevamo che poi per giocare dovevano sembrare le due mezzali a far gioco e Maltese, come ha fatto alcune volte, si è alzato per creare poi degli spazi nella costruzione alle due mezzali. Pareggio fuori casa del Paternò contro il San Luca. Pagana lavoro con un gruppo di giovani, certamente i risultati sono un po' altalenanti. È la scelta che hanno fatto a Paternò di affidarsi ad un organico giovane con pochi over, quindi sanno che sarà un campionato di sofferenza e quindi ottimo pareggio fuori casa. Vincevano, potevano perdere, il portiere ha parato rigore al 90esimo. Speriamo che riescano a fare qualche punto in casa, perché attualmente sulle partite fatte in casa hanno avuto qualche problema, le hanno perse entrambe, quindi speriamo per loro che riescano a fare punti in casa, perché sennò sarà una stagione di grandi patemi per la salvezza. Sofferenza. Sì, e speriamo di no, perché Paternò merita la Serie D, i tifosi meritano di avere una squadra all'altezza della situazione. Vedremo cosa succederà. Nel frattempo subito un cambio in panchina, salta l'allenatore della San Cataldese ed arriva anche Pietro Infantino. Diciamo che il cambio era quasi obbligato. La San Cataldese targata Vullo in 4 partite in casa era andata male, una di Coppa Italia e 3 di campionato, non era riuscita a fare neanche un punto, 4 sconfitte su 4, escluso la vittoria in rigore sul Catania, la primissima di Coppa Italia. Quindi secondo me era una scelta obbligata. A San Cataldo hanno fatto la proprietà ha fatto questa scelta di affidarsi ad un allenatore emergente. Probabilmente poteva mettere su un organico un po' più strutturato, un po' più di esperienza per dare una mano ad un allenatore nuovo. Però dico, ognuno a casa propria fa quello che vuole. Sicuramente avranno fatto queste valutazioni iniziali e ora sono corsi ai ripari per evitare di continuare a far male e provare ad avere un cambio di rotta. Allora, nel frattempo ci stiamo guardando anche il gol vincente del Città di Aciriale, il gol di Limonelli, ma voglio tornare ancora a parlare di Pietro Infantino che a questo punto ancora una volta si ritrova in corsa a cercare di salvare una situazione come fu l'anno scorso a Giarre, certamente non serena. Diciamo che lui è abituato ad entrare in corsa, ha avuto delle esperienze lavorative insieme, quindi lui è abituato ad entrare in corsa. Sicuramente dovrà fare in questa fase buon viso a cattivo gioco, perché il mercato riapre a dicembre, a meno che non ci sia qualche svincolato importante al quale poter deve lavorare attingere con il materiale che c'ha adesso. Esatto, ma secondo me non è un materiale da buttare via. Probabilmente c'è bisogno di un'assestata, di un'inquadrata diversa, e io credo che la sua esperienza, come l'anno scorso fece Campanella, e l'organico non era male neanche l'anno scorso, ma bastava toccare le corde giuste ai calciatori, e poi la San Cataldese l'anno scorso fece un ottimo campionato, e immagino che quest'anno
potrà fare la stessa cosa. Sì. Vedremo, perché insomma il campionato di Serie D quest'anno è in un certo senso molto equilibrato, bisogna fare punti sempre per cercare di mantenere una media salvezza costante. Sì, secondo me ci sono 10-12 squadre che lotteranno per la salvezza. Si è allargato un po'. Sì, perché tutte sono andate quest'anno al risparmio, immaginando che il Catania vincesse il campionato. Le altre hanno pensato che... Solo per salvarsi. No, ma che non c'era motivo di spendere soldi perché ti salvavi, perché ti chiamavi X, Y, Z. Certo. E invece tu i soldi, le risorse che hai devi pure investirle per evitare di arrivare con l'acqua alla gola fino all'ultima giornata. E poi ti rischi a dicembre di pagare i giocatori per 3 volte, per 4 volte, di sopravvalutare i giocatori che normalmente resti preso. Questi sono gli sbagli delle società che non costruiscono per bene il discorso già a giugno. Queste sono le loro idee, le idee iniziali che poi non vengono supportate dai fatti. Perché sì, tu puoi risparmiare, è giusto che si risparmi, perché in questo periodo storico i soldi non li regala nessuno, però è anche vero che se poi tu pensi che a dicembre devi spendere per 2-3 volte, spendili all'inizio, hai un ampia vasta... modo anche all'allenatore di organizzare la squadra anche con maggior tempo. Certo, ma poi dico a giugno è molto più semplice fare una squadra, perché hai una rosa ampissima di calciatori, puoi scegliere il meglio in base alle tue esigenze, alle tue possibilità economiche, senza fretta. Ora invece a dicembre, se ti serve un attaccante, lo devi prendere e prenderai, devi pagarlo 2-3 volte di più. Esatto, quando invece potresti pagarlo molto meno, perché fare mercato a dicembre è difficilissimo. È vero. Allora adesso ci fermiamo, abbiamo lo spazio pubblicitario, tra poco rientriamo in studio e la seconda parte viene come al solito dedicata al campionato di eccellenza con i 2 gironi, il girone A ed il girone B. A tra poco. Anastasi, rete splendida, rete di Anastasi, meravigliosa. Un passaggio di De Sisti e Anastasi ha raddoppiato. Fantastico il tiro al volo di Anastasi, 32esimo del primo tempo. Italia 2, Jugoslavia 0, ha raddoppiato Anastasi.
primo appuntamento della stagione teatrale il 4, 5 e 6 novembre con la commedia Me figlia Mannichiliu di Franco Licciardello. Eccoci rientrati dopo lo spazio pubblicitario, siete sempre con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Vi ricordo, in onda ogni mercoledì tra le 13 e le 14 e tra l'altro una seconda parte in onda sul canale YouTube e sulla pagina Facebook di Penalty ogni giovedì, sempre in versione on demand. Voglio anche ricordare che noi amiamo il calcio giovanile e in modo particolare vogliamo promozionare una scuola calcio, la Pro Calcio. Tra l'altro sottolineiamo che la scuola calcio Pro Calcio, dopo aver lanciato la nuova stagione presso il centro sportivo T-Club in via Duca degli Abruzzi a Trappeto, adesso apre anche la possibilità a tutti i ragazzini della zona di Aci Sant'Antonio, via Grande e zone limitrofe con un altro centro sportivo, i campi Il Torchio, che si trovano proprio ad Aci Sant'Antonio in via San Giovanni 4. Anche in questo centro la possibilità sia per quanto riguarda la categoria agonistica, ma soprattutto per il centro di avviamento al calcio con un'età compresa dai 4 agli 11 anni. Vi ricordo che se volete potete chiedere qualsiasi tipologia di informazione chiamando al 349 7932 059 oppure al 347 87 59 469. E proprio anche perché la scuola Pro Calcio è l'unione di tante emozioni che i bambini riescono a creare anche soltanto attraverso la rincorsa di un pallone, abbiamo avuto anche modo di intervistare uno dei tesserati proprio della Pro Calcio. Sentiamo un po' che cosa ci ha detto. Ciao, io sono Gioele. Che ruolo giochi, Gioele? Attaccante centrale. Ma con quale società giochi? Con la Pro Calcio Catania. Ti trovi bene? Sì. Sono simpaticissimi i tuoi compagni di squadra? Sì. Vedo che siete in tanti, eh? Sì, è vero. Senti, qual è il tuo giocatore che più preferisci? Lukaku. Attaccante centrale. Quanti gol hai segnato quest'anno? Allora, quest'anno ho segnato 7 e nelle partite vere 3. Beh, sono tanti, eh? Sì. Tanti gol. Sì. Bene. Allora vogliamo salutare tutti con un grosso ciao? Sì. Ciao! Voltiamo pagina perché adesso parliamo del campionato di eccellenza Girone A. Si è giocata la quinta giornata di andata, guardiamo subito il tabellino dei risultati. Castellammare batte Leonfortese 6-2, Casteldaccia batte Parmonval 4-0, Akragas 2018 batte Oratorio Sancile e San Giorgio 3-0, Don Carlo Misilmeri batte Cus Palermo 4-0, Enacalcio batte Unitas Sciacca 3-1, pareggio tra Nuova Città di Gela e Resultana San Lorenzo 1-1, vittoria del Pro Favara 3-1 contro la Nis FC ed infine pareggio nel derby di Mazzara tra Mazzarese.2 e Mazzara Calcio. La partita si è conclusa 2-2.
Con queste vittorie Akragas ed Enna sono in testa al primo posto insieme in questo girone A del campionato di eccellenza. A seguire con 12 punti l'Unitas Sciacca, 11 punti Don Carlo Misilmeri, 10 il Casteldaccia, 9 punti per Mazzarese.2 e Pro Favara, 8 punti per il Mazzara, 6 punti per il Cus Palermo ed il Castellammare, 4 punti Nis FC e Parmoval, 2 punti per Nuova Città di Gela e Oratorio San Cile e San Giorgio ed infine ultimi in classifica Resultana San Lorenzo e Leonfortese con 1 punto. Partiamo da quest'Akragas, vittoria netta contro l'Oratorio San Cile e San Giorgio. Nel frattempo stanno già scorrendo le immagini di questa partita che sembrava già sulla carta, ancora prima di essere giocata, un po' segnata per l'Oratorio San Cile e San Giorgio, anche perché il tasso tecnico credo che è abbondante e sufficiente per già pronosticare una vittoria, in questo caso, in questo incontro per la squadra di Terranova. Ma diciamo che nel girone A sono 4-5 squadre che si contenderanno il primato: Akragas, Enna, Misilmeri, Pro Favara e Mazzarese. Unitas Sciacca? Sta facendo un grosso campionato, secondo me si attesterà sulla zona media della Quindi bisogna della ancora classifica. attendere se l'Unitas Sciacca è pericoloso o meno. Ha un grandissimo allenatore, Brucoleri non si discute, però secondo me i valori tecnici parlano di queste 5 squadre. Poi attenzione, il gruppo può fare la differenza. Allora, prima di parlare specificatamente dell'Enna, ci guardiamo gli highlights, la vittoria 3-1 contro l'Unitas Sciacca e poi parliamo di questa squadra che Pippo Strano sta conducendo da condottiero esperto. Bentrovati al Generale Gaeta di Enna, quinta giornata del campionato di eccellenza, quinta giornata per un girone A che vede la prima gara spartiacque della stagione, quella tra Enna e Unitas Sciacca, rispettivamente seconda e prima della classe. 4-2-3-1 per i gialloverdi con Caruso in porta, linea difensiva Bonanno, Zappalà, Tosto, Guzzardi in mediana, a fare da schermo Sesse Strano, Cocimano, Arcidiacono e Caronia alle spalle di Agudiac, proprio Arcidiacono, attiva Guzzardi a sinistra, pallone messo in mezzo. Dopo 3 minuti c'è questa conclusione alta, opera di Sessa, ma ci sono anche le proteste di Arcidiacono che voleva questo calcio di rigore per l'intervento di Coco ai danni di Cocimano. Si prosegue ancora una volta l'Enna con Arcidiacono che lavora il pallone al limite dell'area, scarica all'indietro, Caronia a destro a fil di palo del numero 11, autore di una doppietta nel turno scorso. 18esimo lancio di Strano per Cocimano, il numero 10 la mette magicamente giù e poi sotto le gambe del portiere avversario per l'1-0. Ancora una volta Totò Cocimano, l'Enna è in vantaggio nella bolgia di un Generale Gaeta oggi vestito a festa per una compagine, quella di mister Pippo Strano, che sta convincendo anche la cittadinanza. Al 40esimo Cocimano prova il cross in mezzo, arriva Caronia, il suo colpo di testa però termina sul fondo. Al 43esimo sempre un'azione offensiva dell'Enna con Tosto, gran break il pallone dentro per Arcidiacono, a tu per tu col portiere, si fa ipnotizzare, ancora Tosto, ancora il salvataggio dell'Unitas Sciacca che riesce a chiudere il primo tempo in svantaggio solo di una rete, perché l'Enna si divora almeno 3 occasioni nitide ed è così allora che si torna negli spogliatoi fin qui decide il gol al 18esimo realizzato da Cocimano. Si parte col film della ripresa al 55esimo, Bellanca su calcio di punizione prova con il destro, supera la barriera, è una meraviglia quella messa a segno da Bellanca, vale il gol dell'1-1, vale la pena anche rivederlo, traiettoria meravigliosa. Caruso non può far nulla, si gonfia l'incrocio dei pali, adesso è 1-1 tra Enna e Unitas Sciacca, termina la partita di Caronia, al suo posto Prestia, entrerà anche Nunzio Nicosia a rinforzare la mediana. Nel frattempo al 72esimo su punizione, brivido per la porta dell'Unitas Sciacca, ci ha provato Cocimano, Pizzolato ha salvato, entra Amaia, fuori Arcidiacono. 78esimo lo stesso Amaia in buca per Agudiac, allontana come può Pizzolato, al minuto 82 però finisce
finisce la partita di Daniello per questa incredibile ingenuità. Pallone allontanato a gioco fermo, secondo cartellino giallo e conseguente espulsione. L'Unitas Sciacca chiude in 10 uomini l'incontro quando mancano 8 minuti, un'espulsione ovviamente pesante per la compagine di mister Brucculeri. All'87esimo Prestia, il neoentrato, mette sul secondo palo, c'è Cocimano per una deviazione sotto porta, ma è troppo tardi, il pallone ha già superato la linea, è 2-1 dell'Enna. Adesso sì che esplode il generale Gaeta, ancora una volta trascinato da Cocimano, autore di una doppietta e capocannoniere del girone A. Partita virtualmente chiusa quando mancano solo i 6 minuti di recupero concessi al direttore di gara. Doppio cambio per mister Strano, entrano Di Dio e Lavardera al 93esimo, però pallone vacante vicino all'area di rigore dell'Enna, lo rinvia così Caruso, la traiettoria che inganna la difesa nero-verde, il pallone rimbalza, Pizzolato prova l'uscita, disturbato da Kudiak che si riprende la sfera, il salvataggio praticamente con il tacco del difensore dell'Unitas Sciacca, poi a Kudiak si riprende il pallone, non con il fallo per il direttore di gara, mette all'indietro dove c'è Amaya, conclusione a botta sicura, Salvucci con la mano, ammonizione e calcio di rigore. Non protesta nemmeno il numero 5 dell'Unitas Sciacca, mentre Federico Amaya non sbaglia dal dischetto, realizza il gol del 3-1 quando siamo al 96esimo. Adesso sì, può iniziare la festa dell'Enna che raggiunge il primo posto in classifica in coabitazione con l'Agragas, e questo è il verdetto della quinta giornata del campionato di eccellenza siciliana. La formazione di mister Strano batte per 3-1 quella di mister Brucculeri. Un cordiale salute, come sempre, alla prossima! Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antone. Servizi di compra-vendita ed affini, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria, ed inoltre assistenza partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 784 Catania. Info 095 6174 981 oppure 095 6174 978. Visita il sito con le nostre proposte giada-immobiliare@virgilio.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere. Uno che ci fa capire la forza di quest'Enna allora a questo punto, no? Con un tasso tecnico di grande qualità, hanno un po' ripreso la fisionomia del Giarre quando vinse il campionato di eccellenza, a dimostrazione che quei 2-3 elementi continuano a fare la differenza soprattutto nel campionato di eccellenza. Assolutamente sì, hanno tantissima qualità. Hanno un allenatore che non si discute, è vecchio lupo per queste categorie, ha vinto tanto, malgrado negli ultimi 2 anni fosse stato ai margini, non capisco come, però succede. Dico, il calcio è questo. Sicuramente gli ex Giarre hanno un qualcosina in più, sono stati quei gruppi che si spostano ogni anno e fanno le fortune delle società che li prendono, Cocimano, Zappalà, Sessa, Agudiac, Strano, si è aggiunto Piero Arcidiacono, tanta roba, senza dimenticare gli altri, Caronia, Di Dio. Hanno un organico importante, l'allenatore è bravo, ha tutte le carte in regola per... Ed è una piazza che vuole ritornare a vincere. Assolutamente, ha tutte le carte in regola per fare benissimo. Io me lo auguro perché sono persone che meritano, persone che lavorano tanto, mettono passione ed è giusto che abbiano i riscontri giusti. Voltiamo pagina perché adesso parliamo del girone B. Anche qui, quinta giornata di andata, eccolo qua il tabellino dei risultati di domenica. Real Siracusa Belvedere batte Milazzo 4-2, Santa Croce batte Ionica FC 1-0, Rocca Acquedolcese batte Città di Acicatena 2-1, vittoria della Città di Taormina 3-1 contro la Virtus Ispica 2020, così come vittoria anche per il Mazzarone contro il Città di Comiso 3-2. Modica Calcio batte Siracusa Calcio 2-0, Nebros batte SC Palazzolo 4-0 ed infine vittoria della Nuova Egea Virtus 2-1 contro la Leonzio 1909.
In testa la squadra messinese della Nuova Igea con 13 punti, 11 punti per il Città di Taormina, 10 punti per Nebros, Modica Calcio, Rocca Acquedolcese, 9 punti per Siracusa, Leonzio 1909, Real Siracusa Belvedere, 7 punti per il Mazzarone, 6 punti per il Santa Croce, 5 per la Ionica FC. Con 4 punti il Città di Acecatena, 3 punti per Milazzo Virtus Ispica 2020, chiudono la classifica Città di Comiso ed SC Palazzolo con 1 punto. Dobbiamo per forza partire da questa Nuova Igea, Salvo, credo che potrebbe essere finalmente l'anno buono, anche perché dietro, insomma, non è che corrono le avversarie. Ha l'organico più completo, uno tra gli allenatori più bravi della categoria, che è Pasquale Ferrara. Però io non sottovaluterei il Modica. Il Modica sta facendo dei grandi investimenti, ha acquistato ultimamente Peppe Viglianisi, che darà ulteriore qualità, tasso di qualità e quantità e personalità a questa squadra. Quindi io non mi meraviglierei se si inserisse il Modica prepotentemente per la vittoria del campionato. Muro bianco, sfondo bianco-nero, e dove ci si può fare di tutto e dove si può assolutamente creare di tutto. E questo sfondo cromatico scelto per questa settimana che è passata è andare dentro all'analisi del girone A e B di eccellenza. Lo sfondo bianco-nero o lo sfondo bianco dentro le spalle potrebbe essere anche un luogo in cui poter fare dei graffiti, poter scrivere delle cose contro allenatori o contro presidenti o contro a prescindere, oppure fare un bel cuore rosso e dire ti amo. Cioè ci sono tutte queste cose, ma è anche vero che lo sfondo bianco-nero ti porta anche alla famosa crisi di una società planetaria come la Juve. E allora dici, che succede al calcio? Sta succedendo la stessa cosa anche il girone A e il girone B di eccellenza. Ci sono due cose fondamentali. Tu mi hai chiesto velocemente 3-4 minuti, sarò ancora molto più breve. Quando io ho detto cercasi allenatori quest'anno, era una cosa vera, perché non era facile quest'anno essere allenatore, perché tutte le società comunque hanno apprezzato il settore tecnico. Cercasi allenatore perché gli si chiede la concretezza velocemente. Siamo alla 5ª giornata e già molte panchine, soprattutto nei gironi di eccellenza, sono cambiate o sono in procinto di cambiare. Cercasi allenatore perché oggi non è facile allenare i giocatori, a prescindere che siano giovani o dalla data lunga, perché l'allenatore non può avere la forza e il coraggio di sperimentare. Lo si sta vedendo, appena inventi qualcosa ti salta la panchina oppure non hai la disponibilità dei giocatori. Ed è lì cosa sta avvenendo nel campionato di eccellenza siciliano. Non ci sono squadre a punteggio pieno alla 5ª giornata, è un dato importante. Le prime 5 però hanno una media gol a partita di 2 e ne subiscono poco, quindi tutti col braccio corto, fare gol e poi non far giocare o addirittura rinunciare al gioco. Le crisi di identità delle neopromosse, di tutte la meglio, a prescindere il Modica al vertice per un discorso strutturale diverso, sono quelli dell'Arracina, il Mazzarrone. Le altre sono assolutamente in un fosso, già vedono da lontano la luce, perché è stato questo il gatto. I ripescaggi spesso non ti aiutano, soffre maledettamente l'identità organizzativa di un campionato difficile come l'eccellenza. Essendo la massima categoria regionale ci sarà un motivo, essendo la 5ª categoria nazionale ci sarà un motivo per cui si annaspa. Crisi di identità tantissime nel girone B, soprattutto a quella del Palazzolo, non si può nascondere questa cosa, è molto vera, non presunta. Ti confermo e vi confermo che Ico Truffi Graziano non sarà di sparring partner ufficiale della società. Cosa succederà alla società?
La società granitica nelle persone di Velasco, di Matarazzo, di Mister Romano e del gruppo di lavoro hanno il coraggio e la determinazione di potersi portare avanti. Sapete perché? Perché hanno 150 ragazzi nel settore giovanile e questa è una linfa importante. Cosa sarà del campionato del Palazzolo? Non lo sappiamo. Di sicuro ragazzi nuovi, totalmente, che comunque hanno bisogno di conoscersi perché parlano 7 lingue diverse e quindi non è facile. E allora è il mister a cadere in trappola? Sì, perché deve anche essere in grado di capire loro e non è facile. Quindi Matarazzo è uno di carattere, uno di personalità. Cosa succederà? Non ve lo posso dire, però ci sono crisi di identità e soprattutto c'è un dato pazzesco del Mazzarrone che lo portiamo a parallelo a quella del Napoli. Sono le 2 squadre, forse in Europa, che hanno avuto più rigori a favore. È vero, è verissimo. Un rigore contro per il Mazzarrone, anche nella vittoria del Comis, un rigore a favore. Sono dati pazzeschi, ma è così, sono i numeri. Allora significa che il Mazzarrone ha qualcosa a livello offensivo che riesce a produrre un atto pazzesco dentro gli 11 metri, dentro i 18 metri. Quindi colpisce questa cosa, sembrava quella più in difficoltà, invece in effetti fra le neopromosse, dopo il Molde, c'è il Mazzarrone. Cosa dire? Gli scontri diretti stanno facendo del male pazzesco. Ti anticipo, una grande crisi di identità anche all'interno del Siracusa. Questa scoppola subita a Modi non passa inosservata dentro il gruppo dirigenziale. Lo so, è già un giorno in più della nostra settimana. Ciao! Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antone. Servizi di compra-vendita ed affini, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria ed inoltre assistenza partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 784 Catania. Info 095 6174 981 oppure 095 6174 978. Visita il sito con le nostre proposte giada-immobiliare@virgilio.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere. Bene, allora abbiamo concluso anche per questa prima puntata di Penalty. Vi ricordo che per quanto riguarda il campionato di promozione e per quanto riguarda il campionato di prima categoria potrete seguire da giovedì in versione on demand sia sulla pagina Facebook che sul canale YouTube Penalty Programma Sportivo anche tutti i risultati con le immagini degli altri 2 campionati dei dilettanti siciliani. Ringrazio la presenza di Salvo Castorina per questo primo numero di questa 12ª stagione di Penalty, sperando, perché Penalty come al solito porta fortuna, di ritrovarlo prestissimo a guidare un nuovo progetto. Speriamo che le tue parole, tra virgolette, vadano in cielo, nel senso buono del termine. Speriamo che si concretizzi, più che ci sia, che si concretizzi qualche opportunità sia siciliana che non, perché io dico questo. Sei pronto ad andare via dalla bella Sicilia? Per me è il mio lavoro, quindi alla fine certo. Qualsiasi opportunità basta che sia seria, interessante, la sposerei a 360 gradi. Sicuramente se fosse in Sicilia sarebbe meglio, perché uno non deve stravolgere la sua quotidianità. Vediamo, c'è stata qualche approccio, qualche telefonata. Vediamo cosa succede. Esatto. Benissimo, allora un in bocca al lupo. Crepi, grazie. Grazie a Salvo Castorina. Appuntamento con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, direttamente mercoledì prossimo alle 13 sul canale 15 di Telerent 7 Gold. Grazie a tutti, appuntamento alla prossima settimana.